direi ci sono domande, cioè dibattito, qualcuno che voglia riflettere al riguardo, lo facciamo adesso e poi in chiusura invece presentiamo rapidamente solo 3 indagini che abbiamo predisposto, alcune già lanciate, alcune ancora in cantiere, tra virgolette, da parte dell'officina stessa. Fino adesso abbiamo presentato un po' esiti o parziali esiti di ricerche, poi ci sono anche 3 indagini effettive che poi il professor Fornasin presenterà rapidamente, però prima, considerando che siamo una mezz'oretta in ritardo complessivamente, se ci sono degli interventi, richieste e quant'altro, forse direi che l'occasione giusta, il momento giusto sia adesso. I dati peggiori li abbiamo noi come Carni e Friuli Venezia Giulia, ho visto, rispetto al Trentino Alto Adige e al Bellunese, alla provincia. Abbiamo i dati peggiori, ho visto delle slide, no? Ma c'è un mito dall'altra parte di Sappada che vuole venire qua perché dice che si sta meglio, però effettivamente la Giunta ha fatto per la montagna. Ma come mai, nonostante le risorse messe a disposizione, abbiamo questi dati così negativi in Friuli? Sì. A parte sarà da vedere se bisogna... l'ingresso di Sappada cambierà il volto dei dati. Sì, su questo non c'è una risposta, io non so quali siano le risorse che sono impiegate nelle altre regioni. In dubbio, noi sappiamo che la regione Friuli Venezia Giulia mette delle risorse per la montagna, benissimo, però io non sono in grado, perché non conosco le situazioni delle altre regioni, di capire quali siano le risorse, quali siano le politiche che sono avviate. Non credo che in quanto risorse il Friuli sia superiore alle risorse che vengono impiegate nella regione Trentino Alto Adige. Le risorse che sono impegnate nella regione Valle d'Aosta per i dipendenti pubblici, ad esempio, sono calcolabilmente, ma molto superiori a quelle della nostra regione. Allora non è l'investimento sul settore pubblico o l'assunzione di personale pubblico la soluzione dei problemi, no? Ci rendiamo però conto che questa leva in alcune regioni, in alcuni territori, non necessariamente quelli che ho menzionato, sortisce un effetto che certo, insomma, se noi pompiamo denaro in una regione, qualsiasi regione, no, costruiamo a Dubai, no? Ma noi queste risorse non le abbiamo. La risorsa vera sono le buone politiche, non solo l'immissione di denaro pubblico, insomma. Beh, io direi che va fatta anche per capire meglio poi la geografia dell'arco alpino, e si è visto che le regioni dove la montagna è il territorio dell'intera regione, la montagna è una parte, mentre in Trentino e nella provincia autonoma di Bolzano i 2 territori sono considerati interamente montani, quindi non c'è una pianura da gestire, non c'è una pedemontana da gestire, e questo a volte influenza poi quelli che sono i risultati anche delle politiche, no? Sì. Quando poi a livello europeo vedi l'Austria e già la Germania, la parte montana, o la Francia è diversa perché c'è questa realtà qui. Trento e Bolzano sono 2 territori che sono interamente montani, quindi tutto finisce dentro in quello che è il territorio montano. Sì, questa è un'analisi che io sposo in pieno, insomma, è una cosa che salta proprio all'occhio in maniera molto forte. Sì, va un po' analizzata anche questa, esattamente. Sì, entrambe le regioni, anche con una caratterizzazione turistica, un investimento nella politica turistica sia invernale che estiva, che diversifica sicuramente l'area del Trentino Alto Adige alla Val d'Aosta, dallo stesso Friuli, ma dalla stessa zona anche del Bellunese per certi aspetti, con zone di luce e di ombra, insomma, nell'arco della zona del Cadore, del Comelico e dunque della montagna della provincia di Belluno. Altre? Sì? Io vorrei fare un'osservazione. I dati, innanzitutto focalizzare sulla demografia come unico punto di sviluppo endogeno, esogeno della regione montana è sicuramente dà un'immagine estremamente
di riduzione del progresso, di declino, perché chiaramente questo è evidente in queste zone. E chiaramente attorno alla demografia è articolato tutto il sistema di sviluppo industriale, dei servizi, delle infrastrutture e così via. Ritengo però che se si fa un'analisi comparata tra le varie zone montane, come è apparso e come appare dalla stessa analisi di Zaccomer, la montagna non è un ambiente unico. Ci sono dei poli di sviluppo, ci sono delle arretratezze, ci sono delle zone, e quindi bisognerebbe studiare quali sono gli altri fenomeni, le altre variabili che rallentano o ritardano lo sviluppo. Questa è una prima osservazione. La seconda, comparando la montagna friulana, la Carnia, con il Trentino e l'Alto Adige, che sono appunto, la zona del Piemonte e della Liguria. Come già diceva Strassoldo anni fa, ci sono due zone di arretratezza montana. Una è la Carnia, la zona montana del Friuli, e l'altra la zona del Cuneese. E queste perché ci sono dei fattori locali che ritardano, che indubbiamente hanno ritardato lo sviluppo. Per quanto riguarda invece l'analisi comparata tra la regione Carnia, o diciamo la regione montana friulana, e il Trentino Alto Adige, o anche l'Austria, sarebbe interessante comparare queste diverse realtà, e si nota una cosa. Qualcuno ha detto che l'Alto Adige e il Trentino sono avvantaggiati perché hanno un grosso flusso turistico che non ha la Carnia. Questo può essere un elemento, ma non è il solo, perché l'agricoltura del Trentino e dell'Alto Adige sono molto più sviluppate della Carnia. Cioè qua c'è la malga essenzialmente come economia agricola, mentre in Trentino e Alto Adige c'è la mela, ci sono delle cantine vitivinicole di grande sviluppo, c'è tutto un territorio montano occupato da queste colture che hanno un elevato valore aggiunto, che costituiscono anche elemento di attrattiva turistica, perché chiaramente se hai un territorio forestale spopolato, isolato, con gente disillusa di quelle che possono essere le forze trainanti dello sviluppo, è chiaro che il sottosviluppo si avvita e si accende. Ecco, io volevo porre questi due elementi di riflessione e sentire un po' quali sono le vostre commenti. Io più che risposte effettivamente sono delle riflessioni a cui si può aggiungere, tentare di aggiungere qualcos'altro. Sicuramente le variabili non sono unicamente quelle demografiche, giusto? Non a caso io credo in questo progetto c'è un cantiere, e un cantiere vede diverse poi officine che lavorano, per cui un conto è preparare una base conoscitiva anche di dati demografici, che poi può essere utile anche per chi invece individua strade che riguardano ad esempio le nuove forme di imprenditorialità, le nuove professioni, per cui chiaramente non è che da questa officina possono emergere tutte le possibili risposte a riflessioni che sono riflessioni corrette in questo caso. Sicuramente possiamo raccogliere così l'invito magari ad allargare un po' le forme di comparazione, anche, vero? Comparare anche con altri territori, cercare di capire come mai certe dinamiche da noi, o in questo caso nella montagna, chiaramente non ci interesseremo solo di montagna, hanno preso certe direzioni, e come invece in altri contesti sia nazionali sia internazionali gli esiti poi sono ben diversi, vero? Sicuramente forse questo potrebbe esserci d'aiuto, potrebbe essere d'aiuto poi a chi deve individuare eventuali politiche poi da applicare dal punto di vista economico, della gestione dei servizi in questi contesti. Poi ci sono anche sicuramente aspetti culturali, storici che andrebbero presi in esame, no? Che hanno caratterizzato diversamente dei diversi territori, in questo caso l'Alto Adige e ad esempio il Friuli. Non so se i colleghi vogliono aggiungere qualche elemento. Sì, concordo con
quanto dice Andrea Guarani. In realtà io ho preparato tantissimi altri lucidi sull'Arco Alpino, dove cerco un attimo di leggere diverse informazioni. Tra queste vi è ad esempio le diverse caratteristiche economiche, no, dei comuni su tutto l'arco alpino, quindi studiate attraverso non so, il numero di occupati nei singoli settori economici, il primario, secondario, terziario, no? E questo effettivamente mostra quanto lei ci ha appena detto, no? Quindi la diffusione di alcune attività, l'agricoltura, no? Il Trentino Alto Adige e alcune caratteristiche particolari delle altre regioni. Uno dei vantaggi di cui che invece la montagna friulana ha rispetto al resto dell'arco alpino, la maggior parte dell'arco alpino, il livello di scolarizzazione, per esempio. Questo è un patrimonio enorme che rischia sì, un po' per questioni organizzative magari, come abbiamo sentito, anche di non reggere, no, tanto a lungo, però insomma degli elementi positivi ce ne sono, qualcuno è stato evidenziato anche nel corso di questo pomeriggio, non serve, non riusciamo a mostrare tutto, no. Comunque effettivamente sono riflessioni importanti, insomma, no? Cioè bisogna che se noi parliamo solo di demografia è chiaro che vediamo solo un aspetto della questione, no? Però è questo aspetto, l'aspetto demografico, collegato a tantissimi altri aspetti. Abbiamo visto quello della scuola, abbiamo visto e vedremo abbiamo visto anche quello dell'economia, no? Le cose vanno viste insieme, un po' mescolate insieme, no? Però insomma già riuscire anche a identificare alcuni elementi certi, cioè, banalmente come mi è sembrato utile, spero sia stata anche per chi mi ha ascoltato, riflettere un attimo sulla diversa classificazione di montagne, perché già ci aiuta a capire di cosa dobbiamo parlare e quali sono gli elementi critici o gli elementi positivi che invece possiamo isolare in maniera, come dire, dove ci sia meno rumore di fondo, insomma, no? E per tentare naturalmente un rilancio, tentare di capire dove la montagna, ma anche i Friuli, sta andando e quali sono i modi, perlomeno non dico di individuare i modi giusti, ma almeno di evitare quelli sbagliati, no? per riuscire a migliorare insomma, la situazione. Che non è, ma certo, stiamo parlando di cose terribili, no? Viviamo in un paese dove le persone vivono molto a lungo, dove il livello di salute è molto alto, dove il livello economico insomma è notevole, no? Parlo come paese, ma anche le singole regioni del paese, i singoli territori del paese. Certo è che insomma è aspirazione di tutti, giustamente, di migliorare sempre, insomma, di crescere. Sì, ma anche i peggiori indicatori che ha detto, per esempio sulla Valcellina, le zone mie, no? Quelle Barcis, questi sono indicatori, però in realtà c'è una grande opportunità turistica in quei territori che fa paura, cioè è un'espansione, no? Allora hai degli indicatori negativi. Poi ho visto anche, ad esempio, io conosco più il bellunese, anche la legge bancaria hanno portato i soldi e non riescono a spenderli, cioè non riescono a spendere i soldi. A Falcade, in altre località, hanno milioni di euro che non riescono a spendere per la litigiosità delle persone, perché non si coalizzano, non fanno rete. E i sindaci si trovano con i soldi, quindi anche i soldi non sempre risolvono il problema, come diceva anche Pascolini. Non sempre dare soldi risolve il problema, secondo me, è lo spirito che manca qua forse, la negatività di piangersi sempre addosso. Alessio, hai fatto anche analisi sulla disponibilità di connettività nell'arco montano? Perché c'è una cosa che a me un po' stride, no? Cioè facciamo tutte queste belle analisi e poi riconduciamo tutto a settore primario, secondario e servizi, dove nei servizi va dentro tutto, dalla parrucchiera ai servizi materiali digitali che permetterebbero uno sviluppo che in qualche modo è svincolato dalle risorse territoriali che sono poche in montagna e svincolato anche dalla necessità di infrastrutture di trasporto che sono molto costose, no? Sarebbe interessante vedere se la copertura digitale in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, per esempio, è superiore a quella che c'è qua e permette a questo punto anche lo sviluppo di un'economia basata sulla lavoro a distanza o su cose di questo tipo. Sensibilità, ovviamente. Io vi ringrazio tantissimo per le domande che mi fate, ma certo
dello spaziare dello spirito delle popolazioni alla connettività. Cioè, vabbè, tu parla con me, io ti do questa idea. no, mi ringrazio, ma questo è anche mette in evidenza insomma, il grande interesse che c'è sulla questione, insomma, che può essere studiato e visto da tanti punti di vista. Io guarda, provo ad introdurre l'ultima relazione, perché le cose che mi chiedete in realtà sono sacrosante, nel senso che non possiamo far finta che certe cose non esistano, no? E se noi ci appoggiamo solo sui dati, che sono tanti e importantissimi, cioè non possiamo fare né di queste cose che abbiamo, ma dobbiamo anche costruirci, se abbiamo non delle curiosità, delle esigenze conoscitive particolari, dobbiamo anche costruirci il dato. Io non so se esistono queste informazioni, anzi esisteranno sicuramente da qualche parte, no? Non so a che livello. Discutendo adesso ci sono indagini multiscopo, purtroppo è un campionamento e quindi l'attendibilità statistica ce l'hai a livello provinciale, non comunale. Cioè, detto in italiano, se qualcuno paga per fare l'indagine si fa, se no si fa un'indagine che purtroppo non ha il dettaglio comunale. Quello che ho detto è importante. Un'informazione Fatto di poter vivere in un luogo bello. Ma è proprio, non è un'indagine su dati, ma è un'indagine toccata, no? Abbiamo fatto un comitato scientifico di Dolomiti UNESCO in un piccolissimo paese che si chiama Sadron-del-Mis, avrà 100 abitanti. E lì il Trentino ha fatto una rete di copertura in ogni paese, per cui internet arriva in ogni paese c'è il wifi gratuito e tra l'altro in ogni paese, tra l'altro anche lì c'è la ricarica gratuita per l'energia, per le macchine a energia elettrica. Cioè, voglio dire, questioni di risorse, di progetti. E abbiamo sentito che il problema della connettività è un nuovo problema che è stato sollevato anche dalle dirigenti scolastiche. A livello di cantiere c'è un'officina che si occupa di queste problematiche, mi farò carico perché credo che il digital divide a cui si faceva riferimento forse è una chiave di lettura che può essere importante nel discorso del territorio. Ma voglio dire, probabilmente a volte le soluzioni è una questione di progetti, ma anche di investimento e di volontà di realizzarli. Non volevo toglierti. No, è stato benissimo. Prego. Prego. Basterebbe per riempire la serata e anche numerosi convegni solo quella slide che hai mostrato sull'arco alpino, la distribuzione appunto dell'indicatore demografico sulle diverse aree alpine, il grande ed eclatante positivo caso del Trentino e del Sud Tirolo da una parte, il disastro diciamo della montagna friulana dall'altra e anche di quella piemontese. Cioè, quella già dice tutto, cioè è di per sé, andrebbe studiata a scuola, andrebbe spiegata ai politici, andrebbe mostrata sulla stampa, cioè quella è già una un grande j'accuse nei confronti delle politiche regionali basate sul concetto di riequilibrio interno tra pianura e montagna. Cioè sono stati un fallimento, dobbiamo avere il coraggio come cantiere Friuli, se vogliamo dire qualcosa di intelligente, dire che le politiche di riequilibrio interne ad aree regionali caratterizzate da una dominanza della pianura rispetto alla montagna si traducono in una sudditanza della montagna. Quindi gli effetti poi alla fine sono quelli. Quindi se non riesci, lo diceva prima bene Mauro, se non riesci a rendere a dare la stessa estensione diciamo alla montagna come fattore geografico e all'autogoverno della montagna, queste due cose si separano, rimangono separate e portano a destini diversi. La Svizzera, l'Austria, il Trentino e il Sud Tirolo ci insegnano invece che sono possibili altre strade.
Ma manca il dato delle risorse per abitante. Allora io voglio dire questo. Facciamo una riflessione anche su quella cosa lì, anche se questo comporta di spostare il ragionamento dal piano demografico a quello, diciamo così, di una strategia politica, di una geopolitica anche se vogliamo, o di una anche forse di una geofilosofia. Recentemente facevamo un convegno su un patto tra i territori della regione, e cioè se non trovi un punto di mediazione tra sistemi diversi di governo, tra mare e terra, e nella terra tra montagna e pianura, qualcuno poi ci rimette, e sicuramente ci rimette la parte più debole, in questo caso la montagna. Giustamente in quel convegno il presidente della cooperativa Tramars, Tramistreo credo si chiami, cooperativa che fa attività formativa importante insomma in Carnia, ha proposto, ha detto, basta divisioni interne, UTI, non UTI, micro o macro, cioè qui la montagna deve diventare un unico sistema di autogoverno territoriale con una propria dotazione finanziaria, con una propria capacità di regolare politiche interne, altrimenti non ne usciamo. Cioè, io sono 40 anni che vengo in questa sala, non so voi, ma più o meno le cose sono ogni volta più tragiche, ma sono sempre quelle, ogni volta più tragiche. Però non abbiamo mai avuto il coraggio di fare in questa regione abbiamo parlato più volte di progetti montagna, abbiamo parlato di un assessorato alla montagna, abbiamo parlato di riorganizzare i comuni di valle, eccetera, eccetera, però non abbiamo mai affrontato il nodo vero che è quello dell'autogoverno della montagna. Allora della cronaca è stato affrontato il referendum per la provincia. Sì, era detto, è stato detto in un certo modo, però io sì, sono d'accordo. No, la logica era quella delle province. Bene, mi dicono di andare avanti con la presentazione. No, allora, dicevo prima, allora, alcune informazioni ci sono, no? Tantissime, sono i dati dell'Istat, sono i dati che possiamo ricavare o che ci vengono, sono distribuiti, pubblicati da altri enti, istituti di ricerca e così via, però come dire, bisogna anche, cioè non tutti gli obiettivi conoscitivi sono raggiunti con questi dati, no? Abbiamo visto l'esempio della connettività, sì, abbiamo le indagini multiscopo che riguardano tantissimi temi, ma il dettaglio territoriale su cui possiamo arrivare è troppo grande. Allora, come attività della nostra officina abbiamo anche pensato di fare alcune indagini ad hoc. Io ve ne presento 3 molto rapidamente, insomma penso valutatele più quasi come strumenti al momento curiosi, anche perché non sono complete in sé, cioè i risultati di queste indagini vanno inseriti in altre ricerche che stiamo facendo. No, guardate, gli esempi sono questi. Uno è sulle politiche demografiche locali, cioè quindi è stato avviato un'indagine su tutti i sindaci della regione Friuli Venezia Giulia, un breve questionario relativo a tematiche demografiche. Le opinioni dei sindaci naturalmente, perché noi le caratteristiche demografiche dei loro comuni le conosciamo abbastanza bene grazie alla mole enorme di informazioni che ci sono. Quindi gli obiettivi, diciamo, di queste indagini erano conoscere, di avere la percezione della situazione demografica da parte degli amministratori locali. Quindi si chiedevano se sono stati fatti degli interventi per migliorare la situazione demografica, per mutarla, insomma, o altre domande relative all'immigrazione. Quello che è interessante secondo me di questa indagine è che ricalca quasi perfettamente un'indagine effettuata 15 anni fa, cioè quindi quasi tutte le stesse domande proposte in questa indagine, le domande qui sono 7, allora erano 5, riguardano appunto degli aspetti demografici che noi possiamo valutare a 15 anni di distanza. Allora,
questa indagine di 15 anni fa era stata avviata su tutto il territorio nazionale. Sugli 8.000 comuni italiani avevano risposto più di 1.000 sindaci, anche di comuni molto grandi come Bologna, Catania, Milano. Insomma, è stata un'esperienza molto importante che abbiamo cercato di replicare solo sul Friuli Venezia Giulia. Questa indagine ancora non è finita, vi presento solo alcuni piccolissimi dati, pochissimi dati. Ho fatto quindi il dettaglio, vedete ci sono 3 colonne di informazioni, la prima relativa all'indagine è quella a cui ho fatto cenno, la seconda è quella indagine che stiamo facendo adesso, e anche le risposte assai poco significative in realtà, perché i comuni che hanno risposto sono ancora pochi, relativa alla montagna. Allora, si chiedeva ai sindaci, e si è chiesto ai sindaci, quale di queste affermazioni sia adatta meglio a descrivere la situazione del comune che amministrano. Allora, la struttura demografica di tutti i comuni è molto simile, no? Cioè, i comuni non differiscono molto tra di loro in quanto struttura demografica, ma è la percezione del sindaco che noi vogliamo sapere, no? E quindi, cosa ci dicono? L'esempio di questa prima tabella. Qual è il problema? No? Cioè, qual è la frase che meglio si adatta a spiegare la situazione demografica del comune? Nel 2004 la frase "ci sono pochi bambini rispetto al complesso della popolazione" era una caratteristica rilevata solo da un sindaco su 4, oggi sono quasi la metà. Viceversa, la caratteristica "ci sono troppo pochi abitanti" nel 2004 era come dire, vista come una questione caratterizzante del comune da 1/5 dei sindaci, oggi questi sono poco più di 1/10. La cosa più interessante al momento, poi i risultati dell'indagine verranno resi pubblici più avanti quando avremo più dati, perché abbiamo solo 32 risposte al momento, anzi quando ho preparato queste slide avevamo 32 risposte, adesso ne abbiamo già diverse di più. C'era questa domanda qui: ritiene che la situazione da lei indicata possa rappresentare un problema per lo sviluppo futuro del comune? Allora, nel 2004 la situazione demografica rilevata dai sindaci era un problema solo da 3 sindaci su 10, solo per 3 sindaci su 10. Oggi questa caratteristica, la visione di un problema, e che la questione demografica sia un problema, è vista invece da 7, in questo caso invertito, propriamente anche in questo caso da 7 sindaci su 10. Cosa vuol dire? Che nel corso di 15 anni, per tantissime ragioni diverse, si sta facendo strada l'idea che la questione demografica nei comuni, quindi nel paese, sia una questione problematica e quindi anche meritevole di intervento, no? Un'altra indagine che stiamo facendo, questa è stata fatta sugli studenti universitari. Qui vi do i risultati, al momento sono solo una curiosità, ma questi dati noi li stiamo già utilizzando per costruire una specie di indicatore di eterogeneità demografica, cioè a livello comunale, quindi per capire in tutti i comuni della nostra regione se gli immigrati, i cittadini stranieri che vivono, che sono residenti nei nostri comuni, nei comuni della nostra regione, cioè quanta parte di questa eterogeneità sulla base di diversi caratteri sia dovuta agli stranieri e quanto eterogenei siano i diversi comuni al loro interno. Abbiamo pochissime domande, hanno risposto più di 300 studenti, perché è un'indagine fatta con studenti dell'università, e quindi si chiedeva sostanzialmente qual è la caratteristica che fa percepire uno straniero come diverso, e si chiedeva agli studenti di creare una classifica. Quindi vi presenterò una serie di classifiche, 1, 2, primo, secondo, terzo, quarto aspetto, e poi tra di loro sono anche diversamente distanti in qualche modo. Altre 2 domande erano: qual è la lingua più diversa? E un'altra: qual è la religione più diversa? Adesso io non entro nel dettaglio tecnico dell'indagine, che è un po' più complesso di come ve la sto vendendo adesso, mi suggerisce la parola Mauro Pascolini. Allora, qual è l'aspetto che rende uno straniero più diverso fra questi in elenco? Il primo è la lingua, cioè l'aspetto che rende una persona più diversa da un'altra, secondo la percezione degli studenti, è la lingua. La seconda è la religione, la terza è la distanza da cui proviene, la quarta se ha un basso livello di istruzione,
Poi sei molto diverso da me fisicamente, è solo al penultimo posto, quindi non pesa tanto nel valutare le diversità, stiamo parlando di ragazzi che hanno 20 anni. E l'ultima, se viene da un paese povero, cioè la differenza di centro in qualche modo conta poco. Vediamo invece la questione delle lingue. Qual è la lingua più difficile, cioè quella che si capisce di meno, e qual è la religione più distante anche? Beh, insomma, come una mastodontica, aneddotica già dimostra, il cinese è la lingua che nessuno capisce, no? Io personalmente non capisco né il cinese né l'arabo, sloveno 2 parole, tedesco 5, spagnolo capisco quello che mi dicono, no? Il cinese e l'arabo per me, come credo per la stragrande maggioranza dei rispondenti, sono uguali, però riusciamo a mettere in classifica lo stesso, ma sappiamo anche che il cinese e l'arabo sono molto vicini tra di loro come comprensibilità, diciamo. Per la religione la questione è un po' diversa, anche più interessante sotto certi versi, perché l'aspetto che più colpisce è la religione che fra queste elencate, che risulta più distante è la religione indù, no? Viene considerato più distante un musulmano piuttosto che un ateo, rispetto ad un cattolico. Se noi riflettiamo razionalmente, la distanza massima che può esistere tra una religione e la non religione. Però queste sono impressioni, questi sono i pensieri che hanno questi giovani e con questi dati ci serviranno per fare ulteriori approfondimenti che presenteremo in un'altra occasione. Ho fatto il mezzo probabilmente. No, l'ultima invece la dobbiamo ancora fare, abbiamo costruito un questionario e riguarda uno dei temi chiave della demografia non solo della nostra regione, dei nostri territori, ma di tutta Italia. Quella che insomma è nota, diciamo, popolarmente come la fuga dei cervelli. Allora, questa è un'indagine che verrà effettuata a livello di Università di Udine sugli studenti che si laureeranno nelle prossime sessioni, no? E verrà chiesto loro, cioè nel loro posto delle domande su cosa intendono fare in futuro, se intendono fare in futuro dopo la laurea, se hanno pensato ad esempio ad andare a lavorare in un altro paese, in quale paese andrebbero a lavorare, e quali sono le loro competenze di base per poter lavorare all'estero. Questa indagine poi la possiamo innestare, già ci stiamo pensando, su un'indagine che è già stata effettuata in realtà al di fuori di questo progetto, che riguarda proprio gli italiani che risiedono e che lavorano a Londra. Ecco, quindi per concludere, insomma, come officina ci siamo attivati e stiamo anche lavorando non solo per rileggere i dati che già ci sono, ma anche per costruire delle informazioni ed avere delle informazioni nuove rispetto ai temi che invece ci siamo proposti di approfondire. Detto questo, io vi ringrazio. Il rettore mi ha dato l'incarico, scusando, avevo un impegno a Trieste, non di natura politica, perché noi all'università abbiamo, lo dico non c'è, tirato un sospiro di sollievo il fatto che non fosse l'ennesimo rettore che scendeva in politica. Ufficialmente il Senato accademico ieri, il Consiglio di amministrazione oggi, ma l'avete visto anche sui giornali, ha deciso che resterà rettore ancora per 2 anni e potrà seguire Cantiere Friuli in maniera molto diretta. Detto di portare i saluti e le congratulazioni per il lavoro fatto. Avete visto che ha perso tempo solo il primo quarto d'ora sul cellulare, che è un indicatore di interesse, poi l'ha chiuso e ha seguito con attenzione tutto il resto, quindi evidentemente le cose che abbiamo detto, che avete detto, sono cose che insomma, rivestono una particolare rilevanza. Io come coordinatore di questo progetto devo dire che la prima uscita di questa officina credo sia stata molto importante, molto soddisfacente. Dovremmo un po' forse migliorare i sistemi di interazione, anche come presentare il lavoro, individuare fasce orarie, forse per riuscire a coinvolgere meglio le persone, ma uno degli elementi irrinunciabili di Cantiere è proprio quello che l'università, dico una parola, un modo di dire un po' abusato che poi io
non condivido molto solo nel linguaggio semantico, no? Deve uscire sul territorio, cioè l'università è uno dei progetti di Cantiere Friuli che a seconda delle tematiche e nelle successive anche officine deve andare nei luoghi in cui il tema o diciamo così, gli argomenti hanno più pregnanza, anche questo proprio per dimostrare quello che dicevo all'inizio. L'altro elemento che credo fondamentale nel proseguo di questo lavoro sia l'ascolto. E oggi abbiamo capito quanto importante è ascoltare quelle che sono le suggestioni, le idee, le progettualità, le richieste che escono, che vengono poste da quelli che sono gli attori locali, da quella che è la popolazione. No? E questo dovremmo imparare, condividere con le altre officine per gli argomenti che poi sono trasversali. Il terzo elemento è quello che alla fine, e credo che questo sia per noi accademici forse lo sforzo maggiore, è quello di uscire un po' dai canoni classici del lavoro scientifico, di presentare i dati, eccetera, eccetera, per arrivare a quello che è l'obiettivo di fondo di Cantiere Friuli, un pacchetto di proposte, di considerazioni da offrire poi a quello che è il mondo dei decisori. Cercheremo anche di attivare con gli strumenti che, al di là del digital divide, che la tecnologia mette a disposizione, degli strumenti di colloquio continuo. I materiali saranno a disposizione sul sito di Cantiere Friuli e quindi cercheremo anche di attivare nel proseguio quelle che sono le suggestioni che possono provenire proprio dagli interlocutori. Io ricordo che il prossimo appuntamento è lunedì 5 febbraio a Udine, nella sala della Fondazione Friuli. È il secondo appuntamento sul tema dell'officina numero 7, che si chiama Autonomia e istituzioni, e sul tema del rapporto tra autonomia e identità. Poi ci sarà un ulteriore appuntamento il 23 febbraio, sempre dall'Officina 7. Vedo qui Sandro Fabbro che ha completato un importante lavoro con la sua officina e studieremo nei prossimi giorni anche quello su rigenerare il capitale territoriale, le modalità per presentare il suo lavoro. L'idea è che questi momenti di incontro siano momenti di incontro in cui non c'è un atteggiamento, ribadisco, di tipo cattedratico, ma dobbiamo trovare proprio gli stimoli per confrontarci. Ringrazio tutti gli intervenuti della pazienza con cui hanno seguito i lavori, ma credo che i dati presentati, ma anche la progettualità per le indagini future, il tema di quello tra virgolette che tu hai definito fuga di cervelli, credo che siano dei temi fondamentali. L'altro tema che si lega poi con questa officina è quello dell'officina che si occupa, che è la 6, che si occupa di persone, comunità e servizi, che credo diventi elemento fondamentale per quello che noi abbiamo chiamato i servizi essenziali, che poi è una delle condizioni, ampliando il discorso che si è fatto oggi, del vivere in montagna. No? Ricordo anni fa il convegno ecclesiale che Monsignor Battisti volle qui a Tormezzo dal titolo Vivere in montagna si può, e al di là dei temi demografici proprio il tema della qualità della vita, dei servizi, era un tema fondamentale, senza dimenticare che poi c'è tutto il tema che sollevava il collega, che è quello poi delle condizioni economiche. C'è tantissimo lavoro da fare, però credo che pian piano insomma, stiamo andando sulla strada giusta. Il Rettore era molto molto soddisfatto, e quindi io chiuderei così con un grazie a tutti e arrivederci alle prossime situazioni, ai prossimi momenti di confronto. Cercheremo di tenere tutti informati
di quanto accade. Comunque Alessio Fornasini, alessio.fornasini@news.it, scrivetegli che noi sicuramente alla posta del cuore.